Amici sportivi, buonasera e ben ritrovati dal Palace Schweitzer di Mantova. È la 15ª giornata della Serie A, quinto e l'ultima del girone di andata, e si affrontano Savia Testa Mantova contro Global Work Capurzo, una partita con obiettivi differenti. La Savia Testa Mantova vuole approfittare del match casalingo per riscattarsi, per tornare a vincere e agganciare magari in zona salvezza la Camedosson, che riposa in quest'ultima prima della virata, prima del giro di boa. Dalla parte opposta però una Global Work Capurzo che ha la possibilità, con un successo, di entrare in zona Final 8, in zona Coppa Italia, e vuole sfruttarla magari anche sulla scia dei due successi recenti consecutivi. Particolarmente importante e prestigioso quello recente contro la Verdi Eboli, super campione d'Italia, vincitrice della Supercoppa. Quindi morale al 1000 per la formazione di mister Francesco Chiaffarato. E mentre vediamo le due squadre salutarsi come al solito nel pre-partita, andiamo ovviamente a leggere quelli che saranno i protagonisti e quindi a leggere le due distinte delle due formazioni. Partiamo dalla squadra di casa Savia Testa Mantova, che si presenta in campo con il numero 3 Deida, poi il numero 5 Capitan Leleco con il 6 Bernini, 7 Achilli, numero 10 Misael con il numero 11 Mascherona, numero 12 l'ultimo arrivato fra i pali in porta Fabio Tondi, e poi il numero 13 Vilde, numero 14 Ceccatto con il 19 Taurisano, 25 Caiche e con l'88 Cabessa. In panchina Giuseppe Pino per tutti, Milella. Risponde la Global Work Capurzo con il numero 1 Lisco, numero 7 Pires, numero 9 Ike, numero 10 Dammacco, numero 11 capitano quest'oggi Perri con il numero 12 capocannoniere Lamas, numero 17 Pedrigno con il 19 Primavera, 20 Giannattasio con il 31 Micoli, 33 Nitti, 88 Grandinetti. Divisa bianca con la striscia diagonale rossa per la Savia Testa Mantova, un blu opaco per la Global Work Capurzo, con la divisa quindi da trasferta. Dirigono l'incontro i signori Angelo Bottini della sezione di Roma 1, arbitro numero 2 Luca Paverani, e al crono c'è Davide Plutino di Reggio Emilia, della sezione di Reggio Emilia. Ricordiamo Donadoni squalificato nella Savia Testa Mantova, e come abbiamo detto c'è Tondi new entry, recentissima, non è immediata ma comunque sia non da molto fanno parte della formazione pugliese. Invece il numero 9 Ike, che vedete nel quintetto titolare con la maglia numero 9, all'anagrafe Ribeiro Carlos Enrique, Ike per tutti, e anche il numero 17 ovviamente Pedro Guedes, semplicemente nel futsal per tutti noi Pedrigno. È tutto pronto per decollare con i primi 20 minuti effettivi del match. L'abbiamo detto, c'è chi cerca punti, diciamo così, salvezza, come la formazione di casa, chi invece vuole sognare da neopromossa nella sua prima volta in Serie A l'accesso al tabellone di Coppa Italia, alle Final 8. Il pallone al centro, ultimi dettagli da curare, da guardare intorno al campo, da sistemare per la terna arbitrale, i due che stanno sulle linee lunghe del campo, e ovviamente anche il cronometrista Davide Plutino. Si tergiversa un po', probabilmente c'è qualcosa da sistemare, come a volte accade proprio nell'immediatezza del calcio d'inizio, ma ci siamo, braccio teso, via, partiti con il fischio d'inizio di Savia Testa Mantova, Global Work Capurzo. Primo possesso parla per la formazione di casa, che prova a guadagnarsi un po' di spazio nella retroguardia del Capurzo. Esce dai pali il portiere Giuseppe Micoli, la palla sfila sotto i suoi piedi, quindi alla fine c'è stato anche l'ultimo tocco, il calcio d'angolo per la Savia Testa Mantova. Pallone fuori al volo, ci prova a Cabeza con un pezzo speciale del suo repertorio, la botta, palla che decolla però lontano dalla porta difesa da Giuseppe Micoli. Allora adesso imposta l'azione Lamas col sinistro, va a cercare Ike in avanti, il quintetto guidato da Francesco Chiaffarato, pallone troppo largo, quindi sfera che termina a lato. Rimessa laterale, nuovo possesso per Savia Testa Mantova. Con calma, con pazienza, la difesa è chiusa a metà campo per il quintetto pugliese. Allora amministra la sfera Achilli, si fa vedere Misael, pressato però da Lamas
Pallone lungo, lancio di testa, riesce a chiudere la difesa della Global Work. Messa laterale per ancora Savia Testa Mantova sulla fascia, vince il duello Cabeza, poi viene steso, il fallo è evidente, l'arbitro arriva tempestivamente a fischiare il calcio di punizione per la formazione di Casa. Calcio di punizione, siamo, vedete inquadrato il dischetto del tiro libero, è un po' più avanti, quindi siamo a circa 12 metri possiamo dire dalla porta dei pugliesi, mentre mister Chiaffarato dà indicazioni, chiama anche un cambio, fuori Iche per sistemare la difesa. L'Elecco si apposta invece in attacco sul secondo palo, pronto col suo mancino a fare qualcosa, è entrato anche Wilde, finta, l'Elecco sinistro, sul tentativo del numero 5 c'è la deviazione del neoentrato Perry, quest'oggi capitano l'argentino Juan Perry. Suo l'ultimo tocco, corner per la Savia Testa Mantova, l'Elecco chiama i movimenti dei compagni, alla fine passa il pallone fuori per il destro di piatto di Wilde, sfera ancora murata, contrastata, e allora resta in attacco il quintetto guidato da Pino Milella. Wilde sul pallone, si smarcano i suoi compagni, tentativo di Misael, ripartenza, attenzione al Capurso che prova a distendersi con Lamas, il suo pallone però viene toccato e quindi deve accontentarsi della rimessa laterale. Lamas, che è capocannoniere della Serie A, quinto con ben 16 gol in coppia con Pires, ovviamente formano la coppia più prolifica di tutto il campionato, 26 gol in due, nessuna coppia ha saputo fin qui fare meglio. È l'arma ovviamente più importante in questa prima stagione in massima serie per Francesco Chiaffarato, il duo Pires-Lamas. Ci prova, attenzione Micoli con la sua avanzata, lascia la porta vuota ma poi può rimediare nelle retrovie proprio Lamas. L'appoggio per Ica che è tornato nel parquet, malinteso con un compagno, la sfera che scivola via, ci mette il piede Grandinetti e poi uno spalla a spalla fra Pires e Achilli, fra i due numero 7 premia il giocatore ospite, inquadrato adesso alla battuta della rimessa laterale, appoggia su Micoli, lancio lungo a cercare la fisicità di Iches sulla seconda palla, arriva Grandinetti, bravo però Cabeza a strappargli il pallone, a lanciarsi in avanti, sfida tutta la difesa, Cabeza! Micoli ci mette una pezza, bravissimo Cabeza che si becca i meritati applausi del pubblico e non solo, anche dei suoi compagni. Siamo già però dalla parte opposta, il tentativo di dribbling di Pires sul versante destro, fermato ancora Cabeza, 1-2, abracadabra, la palla sfila, si fa vedere sul secondo palo di Misael, gli arriva un assist di platino dalla sinistra se non ho visto male da parte di Achilli, ma Misael l'ha mandata fuori, si è divorato onestamente il gol del possibile 1-0. Si era mosso benissimo, aveva attaccato quello spazio molto rapidamente ma l'ha colpita male e la sfera è terminata fuori sull'assist delizioso, confermo, di Achilli. Ha mancato l'appuntamento col gol Misael, prima vera palla gol della partita, mentre Tondi, che appunto fa il suo esordio fra i pali per la Savia Testa Mantova qui al Pala Schweitzer di Casa, rimette il pallone in campo per una nuova manovra offensiva del club di Casa, il palleggio prolungato. C'è anche Taurisano che è entrato da qualche istante, ovviamente in posizione di pivot, il numero 19, ex Italservice Pesaro. Sale il tifo del pubblico di Casa, si fanno sentire i supporters della Savia Testa, mentre la Global Work prova a sfondare con l'accelerazione da parte di Pedrigno, entrato in campo anche lui da qualche istante. Primi cambi dopo 3 minuti e 42 secondi di gioco, fermi solo 0-0 da parte dei due tecnici, Milella e Chiaffarato. Palleggia, scusate, l'Elecco, appoggia per Tondi con il destro, lancio lungo, Taurisano di testa si impegna, riesce a tenere il pallone in campo, poi prova anche qualcosa di molto complicato in rovesciata a saltare un avversario, la sfera viene recuperata dai pugliesi, si rimbalza da una metà campo all'altra, attenzione a Misael, le sue accelerazioni sulla sinistra, qui calcia molto bene, trova la risposta puntuale di Micoli. Vediamo il replay, Taurisano attende la sovrapposizione, passa il pallone sinistro, Micoli spaccata, un pallone che si dirigeva verso il secondo palo. Corner
Entra in campo anche Kaique, primi secondi di gioco per lui, tocco fuori, botta da parte di Ceccato, tante sostituzioni abbiamo detto, ovviamente dopo quasi 4 minuti, anzi dopo quasi 4 minuti, ho detto bene, perdono. Prima non erano 3 minuti e 42 ma erano 2,42. Tocca fare sempre la differenza e ovviamente ogni tanto si cade nel tranello matematico, chiedo scusa. Rimessa laterale, Savia Testa Mantova, vicino al punto di battuta. Arriva adesso Kaique, forte sul secondo palo, lunga trattenuta della maglia, un po' troppo evidente. Tutti e due si sono ostacolati i giocatori in questa azione. Alla fine l'arbitro ha optato per un fallo in favore di Pedrigno e quindi della Global Work. Punizione battuta, 1-1 la situazione falli. Pressione alta della Savia Testa Mantova, c'è in campo anche Dammacco con il numero 10. Pedrigno prova a lanciarlo in banda destra, eccolo qua. Dammacco che serve nuovamente il compagno più arretrato, gira il pallone, Pedrigno, buona l'azione qua della Global Work Capurso che però non trova sbocchi, alla fine recupera il pallone Pedrigno, sguscia via sulla destra, scivola anche nel momento di battere a rete e la palla arriva l'MLM fra le mani di Tondi. 4-0 per qualche istante per la Savia Testa Mantova, poi si allunga Taurisano, no, continua senza pivot la formazione di Milella. Tutto fuorché è una novità. Di ritagliarsi un po' di spazio in profondità, Capurso non glielo concede fino a questo istante. Fa vedere Ceccato sulla destra, pallone per lui, azione prolungata, ormai almeno 10 tocchi da parte dei biancorosso-azzurri, i sociali, lo ricordiamo, della Savia Testa Mantova che riconosciamo facilmente nel bianco e rosso. C'è anche l'azzurro nel DNA della Savia Testa. Vide, tiro palla, pallone aperto per Vilde, lo mette giù con mestiere, con il petto in scivolata, Pedrigno rimedia, manda fuori. C'è anche Giannattasio da qualche istante in campo, sono cambiati praticamente tutti i giocatori di movimento della squadra di Chiaffarato. Corner, Vilde, movimento in conto di Leleco, sfila il pallone, Kaique, sinistro deviato, la palla si nemico con le mani, la prende entro i limiti dell'area di rigore, rilancia subito, il pallone è troppo lungo ma c'è segno di intesa con il compagno, con Giannattasio che ha gradito comunque l'intenzione, il tentativo di verticalizzare immediatamente per assecondare la sua corsa. Palla fuori, di nuovo Savia Testa, sale in pressione anche la Global Work, adesso si defila Tondi per dare una soluzione in più di passaggio, non c'è precisione, rimessa laterale per gli ospiti che, l'abbiamo detto, sono reduci da 2 vittorie di fila e per ampliare un po' il discorso, un buon periodo sul finire di 2025, inizio di 2026, sono usciti dalla zona calda, caldissima della classifica e si sono affacciati appunto con speranza in questa partita alla zona Final 8. Ricordiamo ci saranno 2 blocchi nei sorteggi delle finals che si terranno nelle Marche, nuovamente l'anno scorso Iesi sede centrale, quest'anno sarà Ancona. 2 blocchi, 2 urne principali, diciamo così, 4 teste di serie, le prime 4, poi ci sono dei meccanismi che andrebbero approfonditi, ma non è questo il caso, le altre 4 diciamo così in seconda non teste di serie, 4 teste di serie, 4 non teste di serie, malinteso qua, ne approfitta allora Ceccato che però colpisce malissimo, ripartenza Capurso, veloce, Pedrigno sulla fascia, non serve un pallone facile da controllare per Dammacco e allora la palla termina fuori. Sempre 0-0 quando siamo arrivati a 5 minuti e 24 secondi per Niscia. Una vera, grande e unica occasione, quella per Misael sull'assist delizioso di Achilli. Misael ha colpito male. Sale Tondi, invita i compagni a posizionarsi vicino alla linea di fondo campo, pallone però impreciso. Per una volta si riprenderà, non so se da rimessa laterale o dalle mani di Micoli, credo rimessa laterale perché Micoli sta fermo lì sulla sua mattonella vicino al secondo palo. Ovviamente è una giornata in cui vi raccontiamo e vi racconteremo questa partita del Pala Schweitzer, ma in cui daremo un occhio e vi aggiorneremo per non farvi
impazzire, proveremo a farlo noi per voi, saltellando qua e là fra pagine live e dirette, ma potete ovviamente farlo e vi daremo gli aggiornamenti dei risultati degli altri campi, sfruttando ovviamente come sempre tutto campo Media Pattern in questa stagione della divisione calcio a 5. Sale Cabeza che è tornato in campo, doppio passo, spara! What a gol! Cabeza! Boom! Una vera esplosione, il suo sinistro, e invita il pubblico a esultare con lui. Doppio passo, la palla c'è, la palla non c'è, e poi un siluro sotto l'incrocio dei pali. Entra sicuramente nella top goal di questa settimana il gol di Cabeza. Mamma mia, che golasso di Cabeza! Il sorriso dei compagni, il suo, che esulta con la sua bacchetta magica per il gol realizzato esattamente dopo 6 minuti di gioco. Cambia il punteggio, Cabeza ha portato avanti la Savia Testa Mantova. Avete visto nel replay, ha portato il pallone sotto i piedi dell'avversario, a quel punto doppio passo, l'ha toccato quanto basta per aprirsi uno spiraglio di tiro, una luce, e poi a quel punto è esploso il sinistro di rara potenza e precisione, su cui Micoli non ha potuto far altro che guardare praticamente. Ha provato a metterci le mani, aggrappandosi anche a un po' di speranza nel trovare l'impatto col pallone, ma davvero fulminea la conclusione di Cabeza. E l'1-0 possiamo dire meritato, se non altro per la mole di gioco e per l'occasione sprecata qualche minuto fa da Misael, mentre Tondi fino a questo istante, dico sottovoce, sappiamo benissimo come funziona il futsal, non è dovuto mai intervenire e dovrà stare molto attento a questo calcio di punizione per il fallo commesso dalla Savia Testa Mantova su Ike. C'è un calcio di punizione, siamo, vedete, a pochi centimetri dal tiro libero, quindi siamo a poco meno di 10 metri. Sistema con estrema attenzione l'ex goalkeeper della L84 Fabio Tondi, classe 93, la barriera. Ce ne sono due, uno verosimilmente scalerà la Cabeza alla testa del palo, resterà fermo a fare da transenna. Numero 10 Misael, la rincorsa è di Juan Perry, molto lunga, sono altri 10 metri quasi. Parte l'argentino, finta il tiro, il passaggio, Pedrinho viene murato molto bene dalla scivolata tempestiva da parte, se non ho visto male, di Ceccato. Fatto sta che è stata neutralizzata questa conclusione, questo tentativo da parte della Global Work Capuzzo. Misael prova a mettere giù il pallone, sale anche lo stesso numero 14 Ceccato, prezioso quindi nel piazzato precedente. Imposta a 4 adesso la squadra di Chiaffarato, pallone che va da Lamas, appoggia lateralmente, viene incontro per dare un appoggio, nulla di fatto, esce di nuovo Perry dopo il piazzato, torna in campo Ike che con la punizione l'aveva guadagnata, forte della sua ottima difesa di palla, spalla alla porta. Tocca a Grandinetti affrontare Achilli. Cambio di orizzonte, Ike, stop, suolata, ancora all'indietro, lancio in avanti, la terra di nessuno, Tondi va a marcare l'uscita del pallone, lascia scorrere, messa laterale per la Savia Testa Mantova. Attenzione a Cabeza, rumoreggia il pubblico perché vedeva la chance, squadre che si allungano per la prima volta nel match, potenziale 2 contro 1 che diventa un potenziale 2 contro 2, spinta e fallosa per l'arbitro. Calcio di punizione, il fallo commesso da Pires, siamo già in gioco, diagonale assist di Cabeza sul palo più lontano per servire il taglio di Achilli, non riesce il controllo al numero 7, la palla sfila fuori. Achilli come Taurisano, sentenziere di spesa. Achilli è arrivato da poco, Taurisano c'è ovviamente da inizio stagione, 3 gol segnati per lui, per il numero 19. Mentre Lamas in buca per Ike, prova ad andare a supporto, quindi arriva Pires, giro palla prolungato, ancora Ike. Lamas prova ad attaccare la fascia sinistra, indica
Si è fermato molto pericolosamente qua Misael, perché si è completamente fermato. Lamas ha attaccato la fascia, le linee come al solito creano qualche fastidio, le linee degli altri sport, quella nera e quella rossa nella fattispecie sono quelle che non contano in questa partita, ci sono quelle blu e probabilmente Lamas si è confuso, se ne è accorto Misael, ma insomma l'arbitro non aveva ancora fischiato, sarebbe bene seguire sempre l'azione in quei casi aspettando il fischio dell'arbitro, mentre Mascherona entra in campo e si becca il giallo, primo ammonito della partita. Vediamo il replay per questo fallo, gamba tesa, è entrata molto dura su Pires, troppo decisa l'entrata a gamba tesa di Mascherona, giallo che ci può stare, mentre chiama time out Francesco Chiaffarato, probabilmente scogitare qualcosa in questo calcio di punizione. 1-0 Savia Testa Mantova, che ha commesso 3 falli, mentre Capuzzo ha 2. Eccola qua la sosta della Global Work Capuzzo, che probabilmente in cerchio copre la lavagnetta dove sta sorgendo quanto va fatto sul prossimo calcio di punizione. Time out chiamato dopo 7:54. E allora approfittiamo per dare un'occhiata ai risultati. Vi avevo detto che avremmo aggiornato, non c'è nulla di clamoroso al momento. Abbiamo, oltre ovviamente al vantaggio del Mantova, abbiamo l'1-0 dell'Ecocity Genzano sul campo della Fel di Eboli e l'1-1 fra la Meta Catania e lo Sporting Sala Consilina. Gli altri campi sono fermi sullo 0-0, tutto in contemporanea ovviamente. Camedosson, ripeto, riposa. Attenzione a Perry, la posizione ghiotta. Perry, botta, risponde presente Tondi, che deve più che altro proteggersi da un tiro che andava dritto dritto nella bocca dello stomaco. Ci mette le mani giustamente Tondi e fa sorvolare via questa attenzione a questo pallonetto viscidissimo che vale il pareggio della Global Work Capurzo. Gol strano che più strano non si può, il pareggio dopo 8 minuti e 1 secondo, il segno della croce e l'esultanza per Juan Perry. Rivediamo tutto perché è davvero un gol rocambolesco. Tondi fa impennare il pallone, guardate qua, di testa un pallonetto di Perry, sorprende alla grande Tondi che si stava rialzando e allora parità ristabilita dopo 8 minuti e 1 secondo, segna Perry con il gol più singolare degli ultimi mesi. Un colpo di testa da oltre 10 metri, forse 15, a sorprendere Tondi, che qualche colpa potrà anche averla, ma era stato impegnato in spaccata sul tentativo precedente, si stava rialzando, poteva farlo più velocemente, non lo so. Sicuramente Perry è stato veramente geniale, lesto e anche molto preciso, perché provateci voi da 15 metri circa di testa mandare il pallone giusto giusto sotto la traversa con un arcobaleno sul quale appunto Tondi non è potuto arrivare. E allora è 1-1 al Pala Schweitzer di Mantova. Mentre rivediamo questo fallo e giallo all'autore del gol, Perry, secondo ammonito del match. Uno per parte, un gol per parte, è tutto pari, anche i falli. 3-3, più equilibrio di così si muore. Palla sistemata dal direttore di gara che voleva essere certo della posizione della sfera. C'è Misael poi sfila, ha seguito in corsa il destro di Mascherona, velleitario, pallone fuori, nessuna insidia per Giuseppe Micoli, anche lui se vogliamo dirlo fra gli ex
Vitazio Henry Pesaro, ormai diversi anni fa. Rimessa laterale per la Savia Testa Mantova. Misael gestisce il pallone, sarà la pressione del Capuzzo. Palla per Vilde. Misael, buono il palleggio della squadra di Milella. Mascherona, si fa vedere Wilde, affronta Ike, il numero 11 biancorosso. Poi la verticalizzazione, palla però non gestita, non controllata, scivola per un istante Perry, la palla sfila sui piedi di Pedrigno. Ancora Perry, l'imbucata per Ike, ovviamente lo cercano con costanza. Vilde chiude molto bene in maniera regolare, aspetta che salgano i suoi compagni e poi c'è il malinteso con Mascherona. Sono partiti tutti, sono scappati via tutti. E allora rimessa già battuta dalla Global Work Capuzzo. Perry, palla sulla fascia per Pedrigno che prova a scodellare. Sfera viene murata, rimessa laterale. Arriva alla battuta Giannattasio. Ancora Perry, posizione centrale. Pedrigno prova ad esterno. Adesso di ceccato efficace. Alcuni risultati in questa fase di parziale stanca del match dopo Tania. Le reti di Igor e Arillo, doppietta per lui, a portare sul +2 il Sala Consilina. Ovviamente questa è una partita che per le due formazioni che vi stiamo mostrando e raccontando interessa molto poco. Attacca la Savia Testa Mantova, pallone perso da Caiche, ripartenza, contropiede dalla parte opposta, ci prova Ceccato, protestano da una parte e dall'altra, rimessa laterale per la Savia Testa Mantova e quindi Caiche, Lelecco, danza letteralmente sul pallone, verticalizza, l'appoggio di Vilde, non c'è intesa con Caiche, palla fuori. Incitamento del pubblico del Pala Schweitzer. Micoli si apre, Vilde chiude la linea di passaggio, Pedrigno dà una mano e allora Grandinetti ci va adesso dal numero 31 in maglia rossa, il guardiano della porta della Global Work Capuzzo. Il lancio è troppo lungo e siamo dal collega e rivale Tondi, Capitan Lelecco, giro palla, riceve ancora lui, il 5 cambia fronte d'attacco, Cabeza fa un po' a Cagnara col pallone, concede la rimessa laterale alla Global Work, doppio delle così di Genzano sul campo della Feldieri. Barra e Micheletto, i marcatori della formazione che fino a pochi giorni fa è stata guidata da Fulvio Colini. Ora c'è Marco Di Fazio, il suo vice, che ha preso il timone. Scossa della società davvero importante. Questi primi minuti, questa prima parte di primo tempo sta pagando, ma ovviamente c'è ancora un'eternità su tutti i campi che si stanno giocando l'ultima di andata in contemporanea, quindi ancora circa 30 minuti effettivi su tutti i campi. Cabeza porta via il pallone, si autolancia, Cabeza! È in versione Superman quest'oggi, qui ruba il pallone, va in fondo e spara stavolta con il destro, uno di sinistro, uno di destro. La Savia Testa Mantova è di nuovo in vantaggio, vediamo il replay, è scivolato anche il suo avversario, Cabeza ne ha approfittato, ha provato a chiudere il ritardo Giannattasio. Cabeza sempre con una prepotenza quasi inarrivabile, ha scovato un pertugio all'altezza del primo palo, Micoli non ci è potuto arrivare, è stato trafitto. 2-1 Cabeza, ancora lui. Tre gol molto belli fino a questo momento, stanno
disegnando il 2-1, il parziale di 2-1 di questa bella partita fra Savia Testa Mantova e Global Work Capuzzo, che sale nuovamente, vuole reagire immediatamente il quintetto di Francesco Chiaffarato. Cabeza sin qui incontenibile, riesce a lavorare bene anche questo pallone, arriva a Cai che si torna da Cabeza, sue finte, marcato da Giannattasio, tocco delicato per l'Eleco che di prima lancia, voleva il taglio di Cai che invece in un contromovimento si era fatto incontro, la palla termina fuori e allora tocca a Grandinetti per i blu vestiti della Bulldog ex, cioè o meglio ex, il nome originale è sempre quello, Bulldog Capuzzo, briffata però ovviamente Global Work. Messa laterale in zona d'attacco per la squadra ospite, sulla sfera Grandinetti, dietro fa rispettare la distanza, quindi dice qualcosa in modo deciso a Cai che lo fa allontanare. Sale Taurisano a dare fastidio, chiude la linea del pallone, Pedrigno allora torna dietro da Lamas, che fino a questo momento non è riuscito neanche a provare a graffiare verso la porta avversaria, è stato molto ben arginato dalla squadra di casa. Miccoli dalla distanza, cerca la conclusione, il pallone è molto alto, fuori, Tondi affrettava la battuta ma lo interrompe nelle sue azioni il suono della sirena, indotto dal time out chiamato ovviamente dalla Savia Testa Mantova e da Pino Milella. Primo piano per la panchina biancorossa. E ci sono tanti gol da segnalare, allora approfittiamo mentre vedete queste immagini fisse sulle due panchine. Metacatane accorciato, quindi 2-3 in casa, sta perdendo 3-2 per mano del Sala Consilina. Sempre 2-0 vince Genzano ad Eboli. È passata in vantaggio la L84 sul campo della Fortitudo Pomezia, è passato in vantaggio anche il Napoli sull'Active Network Viterbo 1-0 e c'è il doppio vantaggio della Sandro Abate sulla Roma 2-0. Doppio suono della sirena ravvicinato, che vuol dire tornate in campo e si può giocare, e quindi i protagonisti sono di nuovo sul parquet. Si riprende dalle mani di Tondi, lancio lungo, primissimo piano sul pallone, di testa svetta letteralmente Taurisano dopo un duello tutto fisico con Perri, vinto dal numero 19 biancorosso, poi di testa il pallone è terminato fuori. Allora di nuovo in campo con la Global Work Capurzo che ha 7 minuti a disposizione e 24 secondi per non andare sotto, non andare all'intervallo sotto nel punteggio. Lancio lungo, Tondi si avventura in avanti, qui rischia tantissimo e qui l'errore di Tondi è grosso, è grave. Ne approfitta la Global Work Capurzo per pareggiare con Lamas. Eccolo qua il graffio della Global Work Capurzo, guardate il lancio con Tondi che esce di petto male, non è Lamas ma è Pires, Pires segna il 2-2 e ristabilisce la parità. Doppio botta e risposta tra Savia Testa Mantova e Global Work Capurzo. Misael sulla fascia, lavora bene il pallone, marcato da un avversario. Ottiene comunque un calcio d'angolo. Palla fuori, destro di Mascherona che era molto ben indirizzato. Deviazione, ancora corner, palla alzata, Wilde, attenzione, stop, tiro, ribattuto e può partire anche in contropiede Capurzo, impreciso però questo passaggio all'indirizzo di Lamas da parte di Pires. Savia Testa Mantova che torna ad attaccare con Achilli che riesce a raggiungere il pallone per primo ma non riesce a tenerlo in campo sulla pressione da parte di Perri.
Allora Lamas può effettuare la rimessa laterale, lancio lungo di testa, il pallone viene allontanato, Misael prova a scappare via, un contrasto forse falloso, o meglio così volevano i tifosi di casa, non sono d'accordo gli arbitri. Si gioca 3-3 i falli, 2-2 il punteggio, 6 minuti e 20 secondi alla pausa lunga. Botta da fuori ancora di Mascheroni, ci riprova dopo averlo fatto qualche istante fa, ma trova ancora una volta l'opposizione di un avversario. Rimessa laterale, Misael tocca dietro, invita a salire il compagno Mascheroni, va da Achilli, affrontato dall'altro 7 Pires, le finte di Achilli, molto abile di solito nel dribbling, qua però il duello viene vinto alla grande dal 7 dei pugliesi. Palla fuori. Attacca la squadra di Chiaffarato, sta rintanata nella sua metà campo Mantova. Ancora una volta i due numeri 7, spesso è accaduto in questa prima parte di gara, si trovano sulle stesse mattonelle. Qui perde palla a Cabeza che poi si ferma, ritorna in ritardo e commette fallo. Qui Cabeza ha puntato, ha perso il pallone, si era un po' fermato e ha provato ad approfittarne Perry per scappare via, stava per andare alla conclusione. Vediamo il replay, vedete, eccolo qua, stava forse pensando al tiro, Cabeza è in ritardo da dietro, ha commesso fallo in maniera abbastanza evidente. Calcio di punizione quindi per la Global Work Capuzzo, mentre Cabeza ha qualcosa da ridire, Ica lo invita ad allontanarsi, Cabeza lo invita a fare altrettanto. Giochi delle posizioni. Differenti. Calcio di punizione, vediamo Perry, attenzione al suo destro da distanza molto importante, botta, risponde con la schiena probabilmente il suo compagno Pires che poi deve correre indietro rapidamente su Achilli, prova Achilli, lo ferma Pires, gran transizione trasformata in azione offensiva, Pires, Paratondi. Gran giocata del numero 7 che si sta accendendo col passare dei minuti, ancora protagonista su questo pallone, rifiata un po' però perché ha speso molto nell'azione precedente in cui ha rubato palla, si è autolanciato e poi ha calciato forte, raso terra. Buona la replica, attenzione Pires e Tondi non la tocca, la palla finisce fuori perché Pires si è allungato in scivolata ma non ha trovato lo specchio della porta, non ha trovato il bersaglio. 4,50 al termine, è sempre 2-2, doppietta di Cabeza da una parte, Perry e Pires dall'altra, mentre sulla fascia gran giocata di Mascherona e poi tira fuori. L'uscita di Micoli, lancio lungo, prova ad arpionare un pallone veramente molto complicato il 20 ospite Giannattasio. Misael, il pallone arriva di nuovo da Cabeza che prova a scappare via, un'altra volta c'era riuscito ma la direzione della palla non lo ha aiutato, è andato fuori. E allora tocca di nuovo a Capuzzo impostare l'azione con Pedrigno, andato in campo da qualche istante, verticalizzazione, si allunga, tiene il pallone in campo, no, Dammacco non riesce in questa piccola impresa. Stanno arrivando tanti gol nel frattempo dal resto dei campi, se il gioco ce lo concede faremo un riassunto. Funziona questa ripartenza potenziale della Global Work, invece Grandinetti viene pressato da un avversario, ottiene la rimessa laterale, dunque la Feldi Eboli ha accorciato le distanze, quindi Feldi 1 e Cositi Genzano 2, si resta sul 2-3 a Catania fra Meta e Sala Consilina. 1-1 ha pareggiato il Pomezia con la L84 Torino, raddoppio del Napoli sull'Active Network e questo è un risultato da tenere molto sott'occhio per la Global Work Capuzzo. Attenzione però alla sua azione d'attacco sulla destra, sterzata, tiro, Tondi in due tempi ferma la giocata di Dammacco.
Dicevo, il risultato dell'Active Network ovviamente è attenzionato dalla Global World Capuzzo, perché l'Active Network in questo momento, perdendo, è a quota 17 in ottava posizione insieme alla Sandro Abate, che a sua volta sta vincendo, e la Global World Capuzzo con il pareggio ovviamente è a quota 16, ma con l'eventuale vittoria andrebbe a 18, che è la speranza, appunto, quella del sorpasso in extremis per la formazione guidata da Francesco Chiaffarato. E quindi sono i due risultati più attenzionati da parte del club pugliese. Attenzione qui alla giocata sulla fascia, va in guerra totale contro gli avversari, poi il pallone carambola sui piedi di Dammacco, tiro fuori, aveva fatto un'azione insistita Pedrigno, è riuscito in qualche modo a far pervenire la sfera sul versante opposto a Dammacco, tiro molto alto. Palleggia ora la Savia Testa con Wilde, lanci in avanti, Cabeza lo mette giù molto bene, affronta l'avversario, Cabeza perde il pallone, arriva a rimorchio il tiro di Caicche, bravissimo Vicoli a distendersi in un flash, in un amen, e a rispondere sul pallone. Contropiede, Pedrigno chiude, Cabeza alla grande, ancora lui, prova a fare tutto da solo, Cabeza in sfondamento deve aggrapparsi alla sua maglia in maniera plateale. Giannattasio, che viene ovviamente ammonito, chiede scusa perché sa, è stata una scelta la sua, quella di andare a commettere fallo e beccarsi il giallo. C'è anche una munizione però in panchina per Dammacco, vedete, l'arbitro lo ha invitato ad alzarsi, quindi due ammoniti nella formazione di Chiaffarato sono Giannattasio e Dammacco, dopo che già il giallo l'aveva visto in faccia anche Perri. 3 cartellini gialli per la Global World Capuzzo, uno per Savia Testa Mantova, Mascherona. Ovviamente stanno facendo chiarezza anche nella scrivania del cronometrista e direttori di gara. E attenzione perché anche il quinto fallo commesso dalla Global World Capuzzo a 2 minuti e 50 secondi è ovviamente un possibile fattore. Ne ha fatti 4 Mantova, mentre tratta come un bambino il pallone Wilde, perché ha tutta l'intenzione di calciare. Comunque da sottolineare anche un piccolo flashback, passi indietro, la ennesima giocata straordinaria di Cabeza, che ha strappato palla da dietro da Tergo in maniera regolare a un avversario, si è autolanciato, ha esploso tutti i suoi cavalli, stava per andare sicuramente verso la porta del tiro e ha dovuto abbatterlo Giannattasio. Punizione, Wilde no, si defila, c'è Cabeza che prende la rincorsa, calcia, trova i pugni di Micoli, nulla di fatto, si resta sul 2-2 a 2:45 dal termine del primo tempo. È sempre 2-2, una bellissima partita quella che stiamo ammirando e raccontando fra Savia Testa e Global World Capuzzo. Cabeza, là, scavetto, palla portata via, poi l'assist per Caicche, il pallone è terminato fuori dopo la chiusura tempestiva di Grandinetti. Che partita sta facendo Cabeza, mamma mia, 2 gol, uno più bello dell'altro e tante altre cose deliziose dal punto di vista tecnico ma anche fisico ovviamente. Qua l'assist per la botta volante di Wilde, la sfera sale alta sopra il bersaglio. Palla per Grandinetti, affrontato da Caicche, un po' con le buone, un po' con le cattive, tutto regolare per gli arbitri. Attenzione a questa percussione centrale nel corridoio di Perri, che poi dialoga di prima intenzione con Pires, forse chiede troppo alla sua tecnica raffinata. In questo caso il pallone scivola via davanti allo sguardo del suo compagno in maglia numero 7 e quindi diventa una rimessa laterale per la Savia Testa Mantova. Leleco invita i compagni a guardarlo quando lo sta per lanciare, come ha provato qualche istante fa. Poi si leva dalle scatole Leleco dopo il passaggio per liberare uno spazio.
mentre l'arbitro ha fischiato un fallo in attacco a Taurisano. E attenzione perché è suonata la sirena a segnalare il bonus esaurito anche per la squadra di Milella. 5 falli a 5, chi sbaglia paga in questo senso d'ora in avanti. In questi ultimi 110 secondi di primo tempo chi fa fallo concede un tiro dai 10 metri. Perry scodella, il pallone è alto, di testa lo tocca appena Pires, ma il pallone finisce fuori. Rimessa subito in azione la palla da Ceccato. Sulla fascia Taurisano prova a sfondare, trova l'ultimo tocco di un avversario, quindi la rimessa laterale. Mentre è finito il primo tempo a Catania, Meta Catania 2, Sala Consilina 4. Il capolista è sotto di 2 reti contro la squadra pugliese che, come sapete, sta disputando un straordinario campionato. Rimorchio e tiro, il dialogo fra Taurisano e il tiratore, in questo caso Caiche. Palla burata, resta nel quadrante offensivo la Savia Testa Mantova, rimessa laterale affidata al 25. Ceccato e Taurisano a insidiare l'area di rigore, più lontano capitano Leleco. I movimenti, la palla alzata, ma sono passati 4 secondi, non si può più, la rimessa viene invertita, tocca alla Global Work Capurzo effettuare la rimessa laterale. Pallone rimesso in campo, Micoli non vuole sapere di giocare la palla, lancia lungo, di petto Leleco anticipa Ike, quindi Tondi, ancora Leleco in banda per Ceccato, Taurisano, lo sviluppo dell'azione, ma non c'è sintonia in questo caso fra il 19 e il 14 dei padroni di casa. Rimessa offerta alla Global Work Capurzo, 1:14 alla fine. Perry, Lamas, Micoli, addirittura finta e sterzata. Perry, Ike di prima in avanti nel vuoto, Tondi, Leleco. Siamo entrati nell'ultimo minuto, seguiamo con attenzione mentre il pubblico incita i beniamini di casa. Taurisano prova a girarsi sulla fascia, ne ha 2 addosso, franco bollato a 2 avversari, scarica l'indietro, Cabeza, attenzione in giornata, punta Pires, Cabeza va dentro, ancora Cabeza, è incontenibile, poi Micoli va a raccogliere in seconda istanza il pallone, Taurisano lo anticipa con una sorta di rovesciata da terra, ma non può fare altro che mandare il pallone fuori. Di più non si poteva proprio, piccolo brivido però su questo tentativo della Savia Testa Mantova. Ultimi 25 secondi adesso, Ike all'indietro per Grandinetti, ancora Lamas, non forza la giocata la squadra di Chiaffarato, cerca l'imbucata Pires per Ike. Non si sono trovati molto spesso i due giocatori in questo primo tempo, scuotono un po' la testa, come dire, sì, qui non ha funzionato. Le squadre stanno per andare negli spogliatoi, ma 15 secondi ancora sono da giocare. Leleco lancia lungo il pallone a cercare un taglio alle spalle dell'avversario da parte di Misael. Rimessa laterale, lascia il pallone a Micoli, l'appoggio corto, vediamo se si gioca o si accontentano. No, c'è la verticalizzazione. Ike attacca, Ike, forse cerca anche un contatto, un fallo. Cabeza scava il pallone, attenzione al cronometro, un secondo, Leleco, non c'è più modo di giocare, suona la sirena, arriva il duplice fischio, le squadre vanno a riposo, gli applausi del pubblico a sottolineare 2 cose: 1, la buona prestazione della Savia Testa Mantova, così come quella della Global Work Capurzo nel primo tempo, e anche il gradimento evidentemente per lo spettacolo ammirato nei primi 20 minuti effettivi. Ricordo solo i marcatori: doppietta di Cabeza, ha risposto 2 volte però Capurzo con Perry e Pires.
Di nuovo in diretta dal Palace Guicer di Mantova con il secondo tempo che sta per iniziare nel match fra Savia Testa Mantova e Global Work Capurzo. Altri 20 minuti dopo che i primi 20 hanno mostrato un piacevolissimo spettacolo, una partita molto bella da vedere, quindi anche da raccontare, e un duplice botta e risposta, configurato il 2-2 che vedete anche in sovraimpressione. Cabessa scatenato nella prima frazione di gioco, ha portato avanti dopo 6 minuti la squadra di casa, ha risposto un paio di minuti dopo Perry con un gol in pallonetto di testa da 15 metri dopo 8 minuti e un secondo per il momentaneo 1-1, quindi ancora Cabezza con un gran destro ha realizzato il 2-1 dopo 11 minuti e 5 secondi, il 2-2 con cui poi si è andati anche al riposo, l'ha siglato Pires dopo 12 minuti e 40, quindi il cuore della prima frazione di gioco che ha regalato questi 4 gol. Vediamo quello che potrà accadere nel secondo tempo, con la prima conclusione portata dalla Global Work Capurzo con il sinistro tentato da Pires, l'autore del momentaneo 2-2, che adesso controlla questa sfera, la appoggia sulla fascia per far ripartire la sua squadra. C'è Ica a fare da pivot, il pallone però viene spedito via dalla propria metà campo. E così avviene anche dalla parte opposta, quindi un po' di batti e ribatti a distanza fra Savia Testa Mantova e Global Work Capurzo in queste prime battute del secondo tempo. Di testa Pires, appoggia per Lamas, riesce a tenere il pallone in campo, esce Tondi, c'è stato il tocco ravvicinato di Misael, è stato considerato retropassaggio da parte dei direttori di gara, il fischio a sanzionare quindi il retropassaggio. E poi ovviamente il pallone bloccato con le mani da Tondi. Si lamentano un po' i protagonisti biancorossi, ma l'arbitro non ne vuol sapere e subito invita a far rispettare la distanza per la barriera a 5 metri dal punto di battuta. Siamo ovviamente al limite dell'area di rigore, calcio di punizione molto interessante subito per la squadra di Chiaffarato, che ovviamente discute su cosa fare, come applicarsi in questa situazione ghiotta, e invece deve preoccuparsi di difendere nel miglior modo possibile la propria porta. L'ultimo arrivato in casa Mantova, Fabio Tondi, ne ha messi 2 all'altezza del primo palo. Sul secondo palo c'è Ceccatto, Tondi è più avanzato, invita ovviamente a coprire la palla più lontana a un compagno, l'assist in mezzo, il destro in seconda battuta da parte di Perry. Si salva bene qua Mantova, ha difeso bene, hanno difeso bene Tondi e compagni, neutralizzando una chance ghiotta per la Global Work Capurzo. Ricordiamo, per quanti si sono collegati solo ora e magari hanno bisogno di una rinfrescata di idee, o perlomeno può fargli comodo di sentire quindi da parte nostra dire che Savia Testa Mantova ovviamente cerca 3 punti per agganciare la Camedosson, che riposa in questa ultima giornata del girone di andata, e magari addirittura portarsi in zona play-out abbandonando la non ambita posizione in zona retrocessione in cui stava prima di questo match la squadra di mister Milella. Attenzione però questo attacco del Capurzo, e si divora il gol del sorpasso la squadra di Chiaffarato con l'appoggio sotto misura da parte di Lamas. Se l'è divorato il bomber, il capocannoniere della Global Work Capurzo, con il piatto mandato fuori a porta ormai a quel punto vuota. Dicevo, Savia Testa Mantova che cerca punti per uscire dalla zona retrocessione e magari mettersi in vista del giro di boy in zona play-out. Global Work Capurzo che invece ha un'opportunità ghiottissima, entrare in zona Final 8, strappare il pass per le finali di Coppa Italia in caso di vittoria e in caso di contemporanea sconfitta dell'Active Network di Viterbo sul campo del Napoli. Tra l'altro Active Network che nel primo tempo sta perdendo in terra campana. Il risultato nella prima frazione di gioco ha visto il quintetto di mister Angelini avanti di 2-0 sull'Active Network, e quindi il Capurzo in sostanza con una vittoria andrebbe alle Final 8 se il risultato di Napoli appunto venisse grosso modo confermato, mentre Cabeza si rimette in marcia sulla sinistra, più o meno in posizione speculare rispetto a quella da cui ha creato l'1-0 nel primo tempo. Qui manda al bar Grandinetti, poi la posizione molto defilata con il sinistro, calcia forte ma trova la mano nel posto giusto e con reattività
sufficiente da parte di Micoli a negargli il nuovo vantaggio, il 3-2. Gran partita di Cabeza fino a questo momento, non è una novità, ma sicuramente oggi più che mai sta brillando il numero 88 della Savia Testa. Secondi tempi che stanno riniziando un po' in tutta la Serie A, si va con la contemporaneità e quindi grosso modo, salvo qualche secondo di errore, si è iniziati tutti allo stesso momento. Achilli vede una situazione di possibile pericolo, allora calcia via il pallone il più lontano possibile per cancellare ogni rischio. Rimessa laterale per il Capurzo, va verso il pallone Grandinetti, l'88 si appoggia sul portiere e quindi Micoli, controllo, lancio a tagliare tutto il campo in diagonale, di testa manda fuori Mascherona, rimessa laterale, lo stesso Grandinetti è arrivato a batterla di nuovo da Micoli, sale, pensa al tiro, ci prova dalla gran distanza, para Tondi che poi cerca un gran pallonetto, mamma mia cosa stava per fare Fabio Tondi, ha bloccato il tiro di Micoli e in un amen ha rinviato verso la porta avversaria cercando il super gol. La palla è finita fuori di pochissimo, Tondi con una super giocatona ha sfiorato il 3-2 per la Savia Testa Mantova, già due volte pericolosa in questo avvio di ripresa la squadra di mister Milella, che poi ancora si aggrappa alle giocate squisite di Cabeza, si trascina però la sfera fuori dal rettangolo di gioco, rimessa laterale per la Global Work Capurzo. Bellissima partita fino a questo momento qui al Palace Schweitzer di Mantova, questa ultima della Serie A Quinto nel girone di andata. Ricordiamo che poi ci saranno gli europei e quindi la Serie A osserverà anche un lungo periodo di riposo. Micoli ancora si avventura in avanti, rischia, ci mette il piede Misaella, ma concede la rimessa laterale. Deve stare attento ovviamente il 31 Giuseppe Micoli, asse 93. Queste scorribande offensive che possono ovviamente portare pericolo, ma possono anche essere pericolose per se stesso e per la sua squadra. Lamas in avanti, giro palla per la Global Work, coinvolge anche Dammac, quindi Pires in fascia, rischia il dribbling, la meglio Lamas su Vilde, poi perde il contrasto, Savia Testa che verticalizza, un po' di confusione, dribbling secco, scuscia via su quella fascia Lamas, viene fermato in rimessa laterale. Sul punto di battuta c'è Juan Perry. Oggi capitano per l'assenza di capitan Benito Garofalo. Siamo già allo scadere del quarto minuto del secondo tempo. Non è cambiato il punteggio, 0-0 anche i falli. Tutte e due erano arrivate al bonus nella prima frazione di gioco, ma non c'è stata possibilità, chance di tiro libero. Wilde rischia sulla pressione, ma c'è un pallone molto lungo per l'Eleco, esce Micoli con maestria, controllo, palla in fascia, applaude la sua giocata il compagno Pires che sperava in un passaggio un po' più preciso, ma comunque lodevole, soprattutto tempestiva l'uscita di Micoli sull'offensiva di l'Eleco. Caiche, verticalizzazione, attenzione sotto porta, arriva Ceccato, fermato in extremis e quindi ripartenza Capurzo con Pires, palla in fascia per la scorribanda di Perry, dribbling, assist, salva tutto Vilde, due volte Vilde fa il portiere senza usare le mani, la prima è scivolata, la seconda col petto, se non ho visto male ha avuto anche la lucidità e la capacità di mettere le braccia dietro il petto, non è finita. Pires, la risposta da parte di Tondi. E dopo i pericoli portati dalla Mantova è Capurzo che adesso ci sta provando, grande spaccata a coprire il secondo palo da parte di Tondi, ha portato la tenda anche lì per far andare il pallone sul secondo palo, attenzione in area, l'Eleco spazza via sul controllo di Dammacco. (2-2), siamo quasi
allo scadere del quinto minuto. 4,57, sale Micoli ancora una volta, non ha paura di farlo, prende la mira Micoli, palla ribattuta, attenzione, pallonetto di Caïque di testa, Micoli ingaggia il duello aereo con Wilde, l'ultimo tocco è del portiere in maglia rossa. Sta rischiando più volte Micoli, ovviamente porta pericoli, ma poi la porta è vuota, palla fuori, piattone di Leleco, e questa secondo me è una paratissima di Micoli perché l'ha preso in controtempo, ma Micoli è riuscito comunque, tenendo la gamba rigida, ad arrivarci con un po' di piede, probabilmente col piatto, forse addirittura con la suola. Fatto sta che Micoli ha esibito dopo 5 minuti e 10 secondi una super parata, ma non è finita. Wilde davanti a lui, prova il tocco sotto, la palla schizza oltre la linea di fondo campo. È stato Wilde lo stesso l'ultimo a toccare. Occasione per la Savia Testa, che ruba un pallone a centrocampo con Taurisano, Leleco, Ceccato, si fa vedere Caïque, ancora Leleco, dietro da Tondi. Lancio fuori misura, nulla di fatto. Con le mani il pallone da Micoli verso Dammacco. Attenzione, la palla sulla sinistra, un po' di confusione, sbroglia tutto Mantova che poi riparte con il dribbling di Taurisano. Perde però l'attimo buono, allora ricomincia dalle retrovie, sale Mantova, schiacciata la difesa del Capurzo. Sovrapposizione, ma la palla va sulla sinistra da Leleco, Leleco finta, sterzata, Leleco, ancora Caïque, difetta nel primo controllo, riesce poi a verticalizzare, si può giocare, voleva il fallo di mano. Caïque arriva con qualche attimo di ritardo, il fischio arbitrale, stava partendo in contropiede la Global Work con Dammacco che poi esce. È lui uno dei 4 ammoniti del match, uno dei 3 sanzionati della Global Work. Cartellino giallo sventolato allo stesso Dammacco, appunto a Perri e a Giannattasio. Nella Savia Testa Mantova unico ammonito è il numero 11 Mascherona. Calcio di punizione, quindi un paio di passi oltre la linea di metà campo. Difficile pensare al tiro. Leleco infatti non prende la rincorsa, è pronto a manovrare, a tessere una nuova ragnatela di passaggi offensiva per la Savia Testa, così sia. Caïque, Taurisano, spara alla porta, lavora bene, mette dentro, poi si spazza via la difesa del Capurzo. Palla preda di Tondi e quindi riconsegnato il compito di impostare a Leleco, impreciso verso Taurisano che comunque ringrazia l'intenzione del compagno. Anticipo Leleco, bene per Taurisano, attenzione a Taurisano che calcia, palla fuori, poteva sia appunto concludere la rete che servire Leleco in banda a sinistra che si era smarcato, era un 2 contro 1 netto questo, un po' schiacciati verso la porta di Micoli, non è riuscita a trasformarlo in gol la formazione di Milella, ma è una chance da annotare sicuramente fra quelle pericolose. 6 minuti e 55 sul cronometro del secondo tempo. Sulla destra il tentativo di Mascherona, palla fuori, Leleco, stop, prende la mira, calcia, Murato. Leleco per Mascherona, quindi Tondi, lungo, esce agevolmente Micoli ad anticipare Caïque, ancora un pallone lunghissimo, Tondi con più difficoltà perché c'era Ike davanti a lui che è molto alto, lo sovrasta con il balzo il numero 12 della Savia Testa Mantova, rimessa laterale, palla per lo stesso Ike, rimorchio e sinistro provato da Pires, pardon, era Giannattasio, palla deviata in calcio d'angolo, Ike. Palla per lo stesso Giannattasio che sfrutta lo spazio liberato da Pedrigno, mura tutto la difesa della Savia Testa con Cabeza. Ike sul punto di battuta, uno sguardo in area, cerca il secondo palo, la sfera gli torna sui piedi,
scarica all'indietro, sale in pressione Taurisano, la palla va da Giannattasio, quindi Pedrigno per Ike, all'indietro intercetta Taurisano che può andare in porta, Taurisano trova l'opposizione di Micoli, face to face con il portiere avversario, ha avuto la meglio il guardiano della Global Work Capurzo che l'ha toccata quanto basta per frenare e deviare la corsa del pallone. È solo calcio d'angolo per la Savia Testa Mantova, vicina di nuovo al 3-2 quando stiamo per arrivare a metà frazione, pallone fuori, Cabeza! Mani fra i capelli per l'88 che ha impattato molto bene, la distanza molto importante, la palla è terminata fuori, invoca una deviazione che secondo i direttori di gara non c'è stata, vicino all'Eurogol ancora una volta Cabeza. Giornata di grazia per il numero 88 che ha abituato molto bene i suoi tifosi e tutto il pubblico del futsal italiano, ma quest'oggi sta veramente facendo cose ancora più egregie, ripartenza a Capurzo. Pedrigno non riesce a lavorare bene questo pallone, allora rimessa laterale per la Savia Testa, sul pallone c'è Mascherona, all'indietro per Misael, Achilli, tornato anche lui in gioco. Giro palla, si va da Tondi, pressato, destro-sinistro, lancio lungo, pallone impreciso, preda del collega che difende la porta del Capurzo. Tondi da Micoli e Micoli direttamente in fallo laterale. Napoli Active Network, la partita più attenzionata dal Mantova è sempre... dal Capurzo è sempre 2-0, mentre Torino, l'L84 Torino è tornata in vantaggio sul campo del Pomezia 2-1, mentre Sandro Abate dilaga contro la Roma 5-0 per la Sandro Abate. Sempre 4-2 vince il Sala Consilina sul campo, no, proprio adesso 4-3 della meta sotto i siciliani, a capolista della Serie A, ma ha accorciato e dimezzato lo svantaggio 3-4. 0-0 fra Cosenza e CDM Futsal, scontro salvezza importante, evidentemente squadre bloccate a guardare solo il risultato. E 2-2 partita fra Feldi Eboli e l'Eco City Genzano. In questo momento quindi la Sandro Abate sarebbe dentro le Final 8 in virtù degli sconti diretti, dello sconto diretto vinto sull'Active Network. Sono tutte e due a 17 punti, a pari merito in ottava posizione, ma Sandro Abate in, Active Network out dalle Final 8 di Coppa Italia. A un punto c'è il Capurzo. Attenzione a Cabeza, cade a terra, rimane anche Dolorante, tutto regolare per gli arbitri, contropiede Pedrigno, perde l'attimo per calciare, poi la difesa della Savia Testa Mantova rimedia ripiegando rapidamente e concedendo solo il calcio d'angolo. In testa alla classifica invece con questi risultati al momento c'è di nuovo la L84 con 32 punti, uno in più della Covei Meta Catania Bricco City 31, Sporting Sala Consilina terzo con 29. Attenzione a questa azione sulla destra, torniamo a concentrarci su questo match. La Savia Testa Mantova sulla fascia, non riesce a scappare via Mascherona, mentre Giannattasio appoggia sulla fascia opposta. La Bessa chiude in difesa su Pedrigno. Fase del match meno ordinata e anche meno spettacolare. È destro dalla distanza, non trova nessun compagno, non trova neanche la porta, rimessa con le mani, affidata al 31. Corto il suo appoggio, il lancio lungo arriva in seconda battuta con Ike che si impegna ma non riesce a tenere giù il pallone. Ike è stato cercato tante volte ma va ancora perfezionata l'intesa fra il numero 9 e i suoi compagni che cercano in lui un punto di riferimento fondamentale sulle pressioni avversarie per portare il gioco nella metacampo opposta.
Sbaglia qua l'intervento Grandinetti, l'88 che poi entra deciso sull'altro 88 Cabeza, tutto regolare, siamo dalla parte opposta, 3 contro 3, c'è spazio per provare il dribbling e il tiro da parte di Lamas, finta Lamas, sinistro fuori. E prendiamo fiato perché è accaduto un po' di tutto in questi ultimi 10 secondi, rivediamo il replay, va a vuoto Grandinetti, Cabeza protegge la palla, spalla, per gli arbitri si può giocare e poi il contropiede della Global Work Capurzo. Nulla di fatto sul sinistro di Lamas. Siamo entrati nell'ultimo quarto di gara, ovvero negli ultimi 10 minuti del match. Attenzione a Cabeza, spalla alla porta, spintonato, resiste, Cabeza! Ancora lui! Ancora Cabeza, è incontenibile oggi. E lo segna ancora una volta, bellissimo, prima di Potenza vince il contrasto, cade a terra, si rialza, prende il pallone, dice ci penso io e poi lo manda all'angolino laddove non può nulla Micoli. Cabeza, 3-2 per la Savia Testa Mantova, per la terza volta in vantaggio dopo 10 minuti e 47 secondi del secondo tempo. La Global Work Capurzo deve ancora inseguire. Tripletta di Cabeza, incontenibile. Ha tirato fuori 3 gol differenti che palesano però tutto il suo repertorio, che lo configurano senza dubbio come uno dei pivot più importanti del campionato di Serie A, quantomeno in fase realizzativa e in fase d'attacco ovviamente, ma non solo, perché sta giocando una partita veramente a tutto campo quasi perfetta. Cabeza è veramente trascinatore per la sua squadra, troppo importante, direi fondamentale per mister Milella il suo contributo. Sale a quota 13 gol Cabeza nelle primissime posizioni della classifica marcatori, che prima di questo ultimo turno del girone d'andata era comandato, vedremo se sarà ancora, probabilmente sì, così al giro di boa dall'avversario di questo match, il numero 12 Lamas, che di gol ne ha fatti 16 quest'oggi al momento è all'asciutto, da lui. E vediamo se c'è la reazione per il quintetto ospite, per la squadra di Francesco Chiaffarato. 2 volte ha saputo replicare nel primo tempo. Ora è di nuovo sotto, accelerazione di Mascherona, poi prova l'imbucata, la palla schizza all'indietro, sale adesso Tondi, palla al piede, l'imbucata di prima, bene Mascherona per Wilde, c'è spazio, l'azione bella della Savia Testa Mantova, non filtra però l'assist da parte di Caicche, in mezzo alle gambe di Pires che riesce a deviare. E allora c'è corner per la Savia Testa Mantova. 8-0-6 alla fine, Wilde invoca il pallone alto, è per lui l'assist del 25, colpisce male però Wilde, la palla termina fuori, nulla di fatto. Perry in banda, pallone alzato e solita trama, Ike però la palla resta lì, allora arriva Lamas, Pires, finta, Pires salva tutto in maniera miracolosa Caicche, che è tornato come un flash verso la linea di porta. Rivediamo il replay, scambio fra Lamas e Pires, destro, e riesce a salvare tutto il 25 biancorosso, che viene ringraziato con un abbraccio anche da Tondi, da sistemare pure la posizione della porta ovviamente prima di poter riprendere il gioco. Vale un gol questa scivolata, salvataggio da parte di Caicche. Ha sfiorato però il 3-3 la Global Work Capurzo, che ancora una volta dimostra solo, fra virgolette, dopo aver subito uno schiaffo, di saper graffiare in questo match. Sul punto di battuta Pires lascia il pallone a Perry, forte dentro, ribatte il primo uomo, diciamo così, in barriera della Savia Testa Mantova, era Mascherona che riceve il cambio. Un po' avventato, infatti la difesa un po' impreparata, e qui è stata una leggerezza che poteva costare caro da parte della Savia Testa Mantova. Il tiro di Lamas ribattuto da Tondi,
perché è arrivato in ritardo in campo Ceccato al posto di Mascherona. Ora pallone alzato, di testa l'Elecco, manda di là, costringe a correre all'indietro Perri, tocco per Micoli, raso terra, l'anticipo secco di Ceccato e subisce anche fallo da parte di Ike. Calcio di punizione per la Savia Testa Mantova, secondo fallo a carico della Global Work. 7:31 alla fine. Sale Tondi, palla fuori, rimessa laterale per la Global Work. Il pubblico di casa sempre caloroso verso la sua squadra che è tornata in Serie A dopo una grande stagione, quella precedente in Serie 2 Elite. Sfida fra neopromosse, ovviamente, questa col Capurso che affronta il suo primo campionato in massima serie. Lo sta facendo in maniera molto positiva. Calcio d'angolo per la Savia Testa, pallone alzato, contropiede, attenzione a Pires che si autolancia, Pires sotto misura, difende il pallone dall'attacco di due avversari e poi trova il tocco delicatissimo vincente, ancora lui, ancora Pires, doppietta per il 7 ed è di nuovo parità, 3-3, l'Eleco non ha speso il fallo, Taurisano in ritardo neanche, Tondi è uscito ma non ha trovato la ribattuta, la risposta sul tocco ravvicinato di Pires e allora è di nuovo match in equilibrio a 6:50 dal termine, quindi 13 minuti e 10 secondi sul cronometro del secondo tempo, è 3-3. Allora godiamoci di questi ultimi 6 minuti e 41 adesso secondi al termine del match. 3 volte la Savia Testa Mantova era andata in vantaggio, 3 volte la Global Work ha replicato e quindi siamo sul 3-3. Tra l'altro nella scorsa partita casalinga 2 settimane fa era accaduto praticamente la stessa identica cosa alla Savia Testa Mantova. In quel caso di fronte c'era l'Active Network Viterbo e in quel caso addirittura accadde 4 volte che Mantova e Active Network esibirono dei botte e risposta per il risultato finale di parità. Attenzione a Pedrigno, le sue finte, prova ad andare sulla fascia, Pedrigno forte dentro, nessun compagno però ha creduto in lui e la palla quindi è stata raccolta dalla Savia Testa Mantova. Qui Cabessa perde il pallone, ripartenza Capurso, 3 contro 2, sbaglia il controllo colpevolmente Lamas, rimedia l'Eleco, poi il retropassaggio, brivido per Tondi che se la cava in avanti, Cabessa stoppa, pallonetto, Cabessa, ancora lui in area, viene fermato dalla difesa della Global Work mentre lamenta un fallo Pires, ma si gioca, siamo già sul versante opposto, si accentra, pensa alla conclusione, Lamas finta, Tondi al limite dell'area con la mano, neutralizza emozioni adesso a non finire. Gli arbitri hanno fermato però il gioco perché c'è qualcosa da sistemare prima della battuta di questa rimessa laterale. Eccola qua, pallone fuori, sbaglia il controllo Grandinetti, all'indietro per Micoli, si aggiusta il pallone prima del lancio col mancino, l'anticipo di Achilli, riesce a tenere il pallone in campo? No, rimessa è per la Global Work, sale l'incitamento del pubblico di casa, mentre l'Active Network ha accorciato le distanze, a Napoli è 2-1, scappa la L84, 3-1 a Pomezia, sul campo della Fortitudo Pomezia, il Genzano è in vantaggio di nuovo sul campo della Feldi Eboli 4-3, così come Sala Consilina resiste avanti 4-3 sul campo della Meta Catania, 0-0 Cosenza CDM, 6-0 Sandra Batero.
Vi raccontavo qualche istante fa dei 4 botte e risposta anche nella precedente gara casalinga della Savia Testa Mantova. In quel caso ovviamente non l'ho specificato, ma è doveroso. Era stata Mantova a rincorrere sempre. 4 volte era andata in vantaggio la squadra ospite, 4 volte ha saputo rimontare la Savia Testa Mantova in un match dagli 8 marcatori differenti nel 4-4 finale. Ed è questo l'unico risultato positivo recente della Savia Testa Mantova, che è in serie negativa ormai da parecchio tempo. La squadra di Pino Milella che non festeggia un successo addirittura dalla quarta giornata, quando ha avuto la meglio della Sandro Abate. Era partita fortissimo poi tra l'altro a Mantova, con la sconfitta all'esordio sì contro Genzano, sul campo del Genzano, ma poi 3 vittorie di fila contro CDM Roma sul campo della Roma e Sandro Abate. Poi un crollo con 7 sconfitte consecutive, poi appunto il pareggio con l'Active Network e quindi la sconfitta di inizio anno sul campo del Sala Consilina, quindi 8 sconfitte e un pareggio, il filotto negativo per la squadra di Pino Milella. Attenzione al gioco ripreso, Ike controlla e calcia, Tondi si alza con un balzello per neutralizzare la conclusione, voleva provare ad evitare anche il calcio d'angolo, non ci è riuscito. E quindi corner per la Global Work Capurso, si presta la battuta a Pedrigno. Movimenti di Ike, movimento di Pires anticipato da Mascherona, che però sente il fiato sul collo dell'avversario, manda fuori. Ancora possesso Global Work, 5 minuti e 8 secondi alla fine. Grandinetti, Pedrigno verticalizza per Pires, chiude però bene la Savia Testa Mantova con il pallone che adesso arriva da Vilde, quindi all'indietro per Mascherona. Non so perché abbia colpito così il pallone, probabilmente stava uscendo e quindi ha deciso di buttarla via. Infatti non è neanche riuscito ad evitare la rimessa laterale, che è per la Global Work. Primo piano per Pires, doppietta per lui. Palla sporcata dalla Savia Testa Mantova e poi riconquistata per un istante anche dalla Global Work. L'anticipo di Grandinetti però trascina il pallone fuori dal rettangolo di gioco. Rimessa laterale, attenzione, portiere di movimento per la Savia Testa Mantova, che non vuole saperne di rinunciare alla ricerca della vittoria in questa partita. 3 volte è stata in vantaggio, cerca il quarto acuto a 4 minuti e 40 secondi dal termine. Maglia azzurra, anzi celeste, per la Savia Testa Mantova, indossata dal 25 Caike. Difesa schiacciata, Leleco calcia fuori. Caike corre verso la panchina, Micoli affretta la battuta, attenzione, palla sulla fascia, può attaccare il Capurso, esce Tondi che rilancia subito l'azione dei suoi compagni, poi temporeggia e ridà il cambio, riceve nuovamente il cambio da Caike, quindi ossigeno in testa e nelle gambe per Leleco per ordinare l'attacco della Savia Testa Mantova con pazienza. Vengono curate tutte le posizioni, la difesa del Capurso è ai 12 metri circa. Leleco, Cabeza, palla all'indietro ma stava sgusciando alle sue spalle Perri. Da stare attenti ovviamente a queste palle dentro, palle fuori, e se la pressione è intensa ed efficace ovviamente nasce il pericolo. La porta è vuota, Leleco, Caike, ancora Leleco, ancora Caike, sbaglia, contrasto, palla persa, rimessa laterale. Capurso batte rapidamente, pallone in area, contrasto, si gioca, ma Tondi con grandissimo fair play manda il pallone fuori. Era tornato in area di rigore in fretta e furia Tondi. Vediamo se c'è il replay, eccolo qua puntualmente ovviamente, ringraziamo la regia. Contrasto però non è stato con Tondi, bensì con Vilde, che ha alzato la gamba cercando l'anticipo su Tondi e rimane dolorante a terra il giocatore della Global Work Capurso. Si tocca il naso, forse un po' di sangue, sanitari di entrambe le panchine.
approfittiamo di questa pausa, che per fortuna non sembra nulla di grave, anche per andare a vedere gli altri risultati. Ci sono i primi due finali. Il primo arriva da Eboli, dove ha pareggiato in extremis la Feldi Eboli, e quindi è finita 4-4 tra Feldi Eboli ed Eco City Genzano. Il replay, diciamo così, della finale di Coppa Italia 2025, ed è finito anche il match fra Sandro Abate e Roma, finito 6-0, un risultato clamoroso soprattutto nelle proporzioni. Tripletta di Alex a segno di Dimas, botta Everton, Roma l'asciutto. Napoli Active Network è sempre 2-1. L'L84 sta sempre vincendo 3-1 sul campo del Pomezia, e il Sala Consilina è avanti di 1 sempre a Catania. 0-0 che resiste fra Cosenza e CDM. Torniamo in diretta, 3 minuti e 15 secondi, siamo entrati negli ultimi 200 del match. Attacca col portiere di movimento la Savia Testa Mantova. Leleco. Palleggia corto. Caiche. Ancora Leleco. Cabeza. Attenzione perché è ispirato. Caiche. Stop e tiro! Palla sull'esterno della rete. Porta vuota. Micoli cerca di affrettare la rimessa in gioco del pallone. Il tiro direttamente dalla porta, dalla propria area di rigore. Palla che tocca la parte alta del Palace Schweitzer, e quindi c'è la rimessa laterale per la Savia Testa Mantova. 2 minuti e 40 da seguire con massima attenzione. Savia Testa Mantova che cerca l'acuto per guadagnare 3 punti dall'importanza vitale in chiave salvezza. Capurzo che si difende ma cerca il guizzo per entrare in finaletta. Attenzione qua, la ripartenza, la porta è vuota, gambe alzate da tutti e due i giocatori, ovvero Lamas e Leleco. Per l'arbitro la scorrettezza l'ha commessa, vediamo il capitano della Savia Testa Mantova. Calcio di punizione da non segnalare ovviamente nel conteggio falli del tabellone. Gioco pericoloso, braccio alzato, punizione in diretta in favore della Global Work. 2:27 alla fine, punizione battuta. Lamas ha trovato l'opposizione di Mascherone, quindi nuova rimessa laterale. Ferri per Pires, verticalizzazione in avanti, la palla che arriva da Grandinetti, prova a girarsi, sguscia via al limite dell'area, cerca il tocco Lamas, la palla termina fuori, rimessa con le mani per la Savia Testa Mantova, ma arriva il time out chiamato da mister Milella. 2 minuti e 16 a terra. 3-3. Indicazioni verosimilmente difensive da parte di Francesco Chiaffarato in questo frangente. Un piano anche per i direttori di gara. Segno di intesa prima degli ultimi 2 minuti e 16 secondi decisivi. Doppio suono della sirena ravvicinato. Squadre che tornano in campo, e 3-3 al Palace Schweitzer di Mantova fra la Savia Testa Mantova e la Global Work Capurzo. Il film di fine match ci mostra una Savia Testa che vuole vincere col portiere di movimento, una Global Work Capurzo che si difende sperando magari di rubare un pallone e rendersi letale in questo finale di partita. Ultimi 120 secondi adesso. Caiche, Cabeza, Leleco, Caiche di prima, palla in corsia esterna, chiude bene la difesa pugliese. Ancora Caiche per Leleco, Cabeza, Leleco verso Wilde,
Cabessa marcato da Pires, ancora Leleco, 2-2 la difesa della Global Work, pallone alzato, Caicche, non c'è spazio per attaccare, Leleco cambia fronte, Wilde, c'è spazio, Cabessa a sinistro, alto. C'è stata però sì deviazione da parte di Pires, quindi resta in attacco. 91 secondi alla fine, calcio d'angolo per la Savia Testa Mantova che ci prova, trascinata anche dal supporto del suo pubblico. Il pallone fuori da Wilde verso Cabeza, non inquadrato, il pallone verso Leleco, ancora Cabeza, ancora Leleco, le sue finte, pressione della Global Work che prova a ruggire vicino al pallone, si scappa all'indietro, si prende lo spazio per attaccare nuovamente. Leleco punta il centro, scivola in difesa, Perry, arriva Wilde, Cabeza, piatto, fuori. Il pallone sul piatto di Cabeza, poi il dribbling da parte di Lamas, torna ancora una volta Cabeza, si strattonano i due, per l'arbitro il fallo è del numero 12 ospite, calcio di punizione per la Savia Testa Mantova. Non saranno un fattore però i falli perché siamo 3-1, manca un minuto al termine. Adesso Cabeza, Leleco, Mantova, urlano i tifosi biancorossazzurri. Leleco, Wilde, dribbling, finta, dentro, il pallone recuperato, la porta è vuota, pallonetto fuori. Match point, forse fallito dalla Global Work Capurzo, con questo pallone recuperato in difesa e scagliato cost to cost dalla propria metà campo. Out però il tentativo, se non ho visto male, di Perry. Vicina al sorpasso la squadra ospite. 35 secondi alla fine, dribbling di Caicche, si rischia davvero il tutto per tutto, all in la Savia Testa Mantova. 30 secondi, Leleco, puntata fuori, Micoli vuole recuperare il pallone, Wilde con mestiere si mette sulla traiettoria della sfera, Cabeza con altrettanto mestiere lo tiene in mano, arrivano gli arbitri a mettere ordine e Micoli se la prende con Wilde. Mestiere contro proteste, il titolo di questa foto. Ammonito Micoli, quinto ammonito del match, 4 sono sponda Capurzo, ha ammonito anche Wilde e allora siamo 4-2, 6 totali, mentre il pubblico non ha gradito, diciamo così, probabilmente l'ho sentito in sottofondo quanto accaduto. Gioco che riprenderà dalle mani, vediamo il replay. Leleco, tiro fuori, vedete Wilde che tanta esperienza, torna, cambia direzione di corsa ma resta lì sulla traiettoria. 24 secondi, Tondi per Wilde, c'è ancora portiere di movimento, Leleco, 17 secondi, occhio al cronometro, siamo sincronizzati alla perfezione con il Pala Schweitzer, imbucata, Wilde di prima, contrastato, porta vuota, 8 secondi, ripartenza, chiude tutto Leleco sul tentativo del Capurzo e poi Leleco con mestiere va a tappare la giocata della Global Work Capurzo. Settimo ammonito di un match comunque correttissimo, ovviamente l'abbiamo detto tante volte, posta in palio alta e giocatori che si sono fatti sentire quando serviva. A 5 secondi dalla fine aveva ancora il tempo, il time out a disposizione Francesco Chiaffarato e siccome adesso vuole provare a vincerla lui con questa rimessa laterale in zona d'attacco, vediamo cosa dice ai suoi giocatori, soprattutto cosa accade in questi ultimi 5 secondi che in tanti sport non sono nulla, qui possono essere tutto nel futsal. Altri due finali e sono altri due pareggi. La Covey Meta Catania Brico City, la capolista, ha pareggiato, ha rimontato in extremis, si è portata a casa comunque alla fine per l'andamento della gara un punto prezioso in chiusura di girone d'andata che chiude in testa alla classifica a pari merito con la L84 a quota 32 punti ed è finita 0-0 Piro Ossigeno Cosenza CDM Futsal. Qua però c'è il quinto, mamma mia, molto più che un all-in per la Global Work Capurzo a 5 secondi dalla fine. 4, 3, 2,
1. Palo, incredibile quello che è accaduto nell'ultima azione della Global Work Capurso, che ha smarcato alla conclusione il numero 7 Pires. Vediamo il replay in tempo rispetto al suono della sirena. Palo di Pires, arriva Ike, palo di Ike, arriva in tap-in Lamas, ma il tempo a quel punto era scaduto e allora finisce 3-3 con un brivido finale per la Savia Testa Mantova. Questa partita col gol la Global Work sarebbe andata alle Final 8 e invece resta fuori perché decima in classifica all'8° posto e quindi alle finals di Coppa Italia di Serie A ci va la Sandro Abate. L'Active Network a pari punti ha perso lo scontro diretto e nona. La Global Work è fuori dalla zona playout ma è decima, è fuori anche dalla Final 8 di Coppa Italia. Ci siamo divertiti in volata verso il giro di boa, è stata davvero una gran bella partita qui al Palace Schweitzer fra Savia Testa Mantova e Global Work Capurso. È finita 3-3 e da parte mia, da parte di Matteo Magnarelli, il grazie per essere stati alla nostra visione e ascolto. L'arrivederci alla prossima partita della Serie A, quinto nel girone di ritorno.